Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi parliamo di nutrizione, ma ne parliamo con un neurologo. Abbiamo in studio, quale nostro gradito ospite, la professoressa Maria Rosa Valente della clinica neurologica praticamente dell'Università di Udine, nell'ambito dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Buongiorno, Buongiorno a grazie per lei. essere qui. Abbiamo detto che oggi parliamo in modo particolare di nutrizione perché recentemente si è svolto un congresso proprio dedicato alla nutrizione, ai benefici ai benefici che possono essere portati all'organismo da una dieta corretta, in questo caso in malattie neurologiche. Ci fa così una sintesi di quello che è emerso in questo congresso che si è svolto a Bibbione? Allora, il congresso è stato tutto centrato sulla nutrizione, su come la nutrizione appunto può essere un ottimo contributo terapeutico alla cura delle malattie neurologiche. Si è parlato molto del nostro intestino, del microbiota intestinale, che è una nicchia ecologica rinchiusa nel nostro intestino e che regola sia l'infiammazione sia la nostra risposta immunitaria, e quindi di come attraverso la cura verso il microbiota possiamo contrastare l'infiammazione e potenziare le nostre difese immunitarie. Ecco, chiedo scusa, possiamo riprenderci un attimo, no, questo detto, ognuno di noi è quello che mangia? Possiamo, cioè magari alla lontana, però Sì, insomma... assolutamente sì, ed è una cosa che molto spesso noi abbiamo dimenticato perché nella nostra vita attuale siamo abituati, oltre che a mangiare troppo spesso, a non badare a ciò che mangiamo, ma soprattutto ci siamo dimenticati che possiamo fare molto con l'alimentazione, e gli stessi farmaci di cui oggi disponiamo, per fortuna, possono essere potenziati da un corretto stile di vita e soprattutto da una corretta alimentazione. Ecco, quindi scoperta questa correlazione praticamente col sistema nervoso Sì, e perché, l'alimentazione. sì, perché Beh, il corpo umano è una macchina perfetta, quindi in base a come tu, no, a come uno la tratta, chiaramente la macchina risponde, si adegua, si assolutamente, guasta. ma tornando alla correlazione tra l'alimentazione e il sistema nervoso, si sta sempre più parlando di un asse intestino-cervello che ha varie facce, una faccia sicuramente nervosa che è legata alla innervazione proprio dell'intestino, una faccia biochimica e una faccia proprio immunitaria. Quindi c'è questo legame fortissimo tra il nostro intestino e la salute del nostro cervello. Quindi anche per parlare di quello che è emerso al congresso di Bibbione, cioè si può vedere, si può parlare di determinate patologie che migliorano, o perlomeno l'infiammazione migliora se si adotta uno stile alimentare corretto o se si assumono determinati cibi. Uno stile di vita corretto, quindi se si segue una corretta alimentazione antinfiammatoria, e più in generale uno stile di vita, quindi con una attenzione particolare anche per i ritmi circadiani, per il sonno, per l'attività fisica, che anche questi con l'alimentazione possono contribuire a contrastare l'infiammazione. Ecco, qua leggevo, almeno per quanto riguarda la sintesi sul congresso di Bibbione, efficace anche per la riduzione dell'infiammazione nella malattia di Alzheimer.
Assolutamente sì, perché ormai è sempre più evidente che tutte le malattie neurologiche, quelle più propriamente infiammatorie, ma anche quelle degenerative, hanno alla base una Sì. infiammazione di basso grado cronica che poi scatena la neurodegenerazione. Senta, anche quando si parla, non lo so, di disturbi, ad esempio, scendiamo, no, nei particolari, terra a terra, problemi allo stomaco, problemi all'intestino, colon irritabile, gastrite, tutti problemi che possono essere collegati, correlati anche al nostro, no, al nostro stato di salute generale e anche mentale tante volte. Assolutamente sì, assolutamente sì. E basti pensare che quando noi siamo in preda all'ansia, Sì, ad una preoccupazione, oppure attraversiamo un periodo particolarmente stressante, il nostro apparato gastrointestinale ne risente. ecco, quindi già da lì bisognerebbe, no, intervenire per tempo per evitare di danneggiare in maniera irreversibile qualche organo, proprio partendo da questi piccoli esempi, no? Da una banale gastrite iniziale, già lì bisognerebbe capire che il nostro organismo ha bisogno di fare qualcosa di Sì, ci diverso. sta lanciando un segnale d'allarme. Se lei pensa che la superficie del nostro intestino, diciamo così, su di un piano può raggiungere i 300 metri quadri, che sono l'estensione di 2 grandi campi da tennis, e che il nostro microbiota raggiunge numericamente trilioni, nel senso che i microrganismi contenuti nel nostro intestino sono 10 alla 14esima, ci rendiamo conto di quanto questa interazione sia imponente. Sente, quanto è importante anche la medicina a questo punto cosiddetta sartoriale, perché adesso si deve, no, cucire addosso come un abito in sostanza la terapia, metterla insieme a tutto un insieme di fattori. Ma la medicina deve essere sartoriale, se non altro perché ogni paziente è un'unità a sé stante, unica, per cui è chiaro che esistono le linee guida in medicina che ci danno degli ottimi punti di riferimento, ma noi non dobbiamo dimenticarci di appunto cucire addosso ai pazienti le nostre terapie, con un'attenzione sempre estrema a quello che è lo stile di vita proprio del paziente, perché modificare quello ci può aiutare moltissimo le nostre terapie anche farmacologiche ad avere successo. Ecco, qualche consiglio, anche se lei appunto non fa, chiaramente non prepara le diete, ma qualche consiglio che possa andare bene per tutti, da neurologo, Allora, anche per il nostro sistema nervoso. innanzitutto per quanto riguarda l'alimentazione, per quanto riguarda lo Sì. stile di vita in generale, cercare di seguire e assecondare il proprio ritmo circadiano. Quindi cercare di non perdere sonno, ma cercare anche di non dormire eccessivamente, di dormire il giusto. Per quanto Come si riguarda fa a capire quello che è il giusto? Beh, ognuno di noi ha un giusto, nel senso che esistono dei brevi dormitori che sono, diciamo, soddisfatti dal proprio sonno, anche se abbastanza limitato in termini di ore. Ci sono dei dormitori un po' più lunghi, però va sfatato il mito che chi dorme tanto dorme bene, perché un sonno troppo lungo può talvolta nascondere dei disturbi del sonno. Il parametro importante è come ci si sveglia al mattino, cioè quanto ci si sente ristorati. Quindi
6 ore possono andare bene, come alcuni soggetti possono aver bisogno di 7 ore, ma in genere 6-7 ore di sonno sono sufficienti. L'alimentazione. L'alimentazione nell'alimentazione vanno sicuramente prediletti quelli che sono i cibi un po' antinfiammatori. Va sicuramente ridotto l'introito di carboidrati, soprattutto semplici, di grassi saturi, predileggendo carboidrati, cibi a basso indice glicemico, grassi polinsaturi come l'olio extravergine d'oliva, frutta non tanta, non eccessivamente, ogni tanto, soprattutto dopo stravizi, cercare di adottare proprio come intervento un po' purificante per il nostro organismo un breve periodo di digiuno, mantenendo una buona idratazione e una buona attività fisica. Bene, siamo giunti già al termine di questo appuntamento. Io non posso fare altro che ringraziarla per essere stata qui con noi, per averci dato anche questi utili consigli appunto di vita. E ringraziamo quindi la professoressa Maria Rosa Valente, che ricordiamo essere docente, no? Alla Facoltà Sì, di Medicina. di neurologia. Lei lavora alla clinica neurologica dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, ossia a Santa Maria praticamente, no? All'Università di Udine. Grazie ai nostri amici telespettatori per averci seguito e noi con la rubrica Family, Salute e Benessere ci vediamo martedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci.